Ben ritrovati dalla redazione. Un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione a Meduno, dove c'era anche il marito. L'uomo aveva numerose ferite sul corpo ed è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone. A scoprire il cadavere e l'uomo ferito sono stati i carabinieri che stanno indagando per comprendere la dinamica. Intanto gli investigatori hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. La vittima aveva 82 anni, la stessa età dell'uomo. Ed ancora sangue a Trieste, un ragazzo del 2004 è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo aver riportato una ferita da taglio prodotta con ogni probabilità da una lama all'addome. Il giovane di nazionalità tunisina è stato trovato sanguinante da alcuni passanti tra due macchine in via San Maurizio alle spalle di Largo Barriera. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia di Stato, il giovane avrebbe riferito di essere stato aggredito da altre due persone nella zona di piazza Garibaldi. L'uomo verrà ascoltato ancora dagli agenti della volante intervenuta sul posto. La regione Friuli Venezia Giulia sta valutando forme di detrazione fiscale sull'IRAP per agevolare le imprese che intendono dare un contributo concreto a favore di Trust dopo di noi, contribuendo così al sostegno del futuro delle famiglie in cui convivono soggetti con gravi disabilità fisico-cognitive. Lo ha riferito l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, portando il saluto di apertura al convegno promosso dall'associazione Small House sui vantaggi del trust dopo di noi, rivolto alle famiglie che vivono con persone affette da disturbi dello spettro autistico o gravi disabilità cognitive. Il forum dedicato alle scienze della vita conclusosi a Trieste è stato il primo evento sostenuto dalla Regione per rappresentare questo sistema che costituisce un driver importante per lo sviluppo e l'innovazione del territorio. Abbiamo presentato nell'occasione i bandi regionali a supporto di imprese, idee innovative e start-up finanziati con un importo di 30 milioni di euro che convengono su un obiettivo preciso, quello di costruire reti che possano superare i confini della regione, valorizzare le risorse già esistenti e attrarre imprese che aiutino il sistema a diventare ancora più forte. Il bilancio tracciato dall'assessore alla ricerca Alessia Rosolin al termine dell'evento Promuovere l'innovazione nelle scienze della vita Friuli Venezia Giulia The Place to Be, svoltasi per 2 giorni al Trieste Convention Center. Primo Ciak in Friuli Venezia Giulia per il film Albatros, opera liberamente ispirata alla biografia del giornalista triestino Almerigo Grills, alla regia Giulio Base per una produzione One More con Rai Cinema e il sostegno della FVG Film Commission Promo Turismo FVG. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna fino al mattino. Piogge da abbondanti e intense, moderati o abbondanti verso ovest, possibilità di qualche temporale. Vento da sud, poi da sud-ovest sulla costa, in genere moderato, con possibili raffiche sostenute, miglioramento nel corso della mattinata, dal tardo pomeriggio, possibile nuova instabilità con piogge sparse e locali rovesce temporali. Quota neve intorno ai 1100 e 1400 metri, ma anche a 800-900 metri nel Tarvisiano. Temperature massime in pianura fra 13 e 16, sulla costa fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, a più tardi.